Venerdì 28 novembre il Visionario di Udine ospiterà Inquintri Lus, giornata dedicata alle produzioni audiovisive in lingua friulana. Ideata e organizzata dall'Associazione Culturale Maie, vede protagonisti 13 autori e 10 case di produzione con animazione, serie TV, fiction e documentari. Il cinema friulano torna sul grande schermo grazie a Inquintri Lus, prima vetrina interamente dedicata alle produzioni marilenghe, un'occasione importante al Visionario venerdì 28 novembre, non solo per dare visibilità ma anche per valorizzare un prezioso patrimonio presente sul territorio. Ma quando parliamo di valorizzazione del patrimonio regionale, il patrimonio linguistico ne fa assolutamente parte, quindi le lingue minoritarie del Friuli Venezia Giulia sono un qualcosa che è stato fondamento della nostra specialità, della nostra autonomia, e sono un qualcosa che noi dobbiamo assolutamente difendere. Dobbiamo cercare in qualche modo di promuovere qualunque tipo di iniziativa che permetta di far sì che le lingue minoritarie siano sempre più vive e presenti all'interno del territorio regionale. Sappiamo come la società sia cambiata, c'è stata un'evoluzione importante, c'è una grandissima movimentazione di persone, e chiaramente quando le persone si muovono significa anche che in qualche modo vacilla un po' l'identità, no? Vacillano anche gli aspetti linguistici, perché è evidente che molti friulani oggi vanno via, altre persone vengono da altre regioni o da altri paesi. Allora a questo punto parlare in friulano, cercare di far conoscere la nostra lingua a chi magari viene da tradizioni, lingue diverse è fondamentale, e partendo dalle scuole per giungere poi a quelle che sono tutte le forme di comunicazione. Può essere la TV, può essere la carta stampata e possono essere naturalmente anche le produzioni audiovisive, che in questo caso sono protagoniste di una giornata interamente dedicata al friulano. Quindi all'Associazione Maie un grandissimo ringraziamento da parte del Consiglio regionale per aver accolto l'opportunità che è offerta la nostra linea contributiva realizzando questo tipo di iniziativa. Mi auguro che sia partecipata, che la gente venga ad incuriosirsi per conoscere meglio il Friuli attraverso la sua lingua. Questa rassegna è un'occasione importante per valorizzare le produzioni audiovisive in friulano. Assolutamente sì, è un'occasione fondamentale, ci porterà in un percorso lungo una giornata dove ci saranno audiovisivi di ogni tipo, quindi per i bambini, per le famiglie, per chi è appassionato di montagna, chi è appassionato di natura, chi è appassionato di storia, e quindi un grande percorso che verrà messo in atto appunto dal Centro di Espressioni Cinematografiche, che ringrazio, ma soprattutto ringrazio tutti quelli che hanno avuto parte in questa grande iniziativa che ha origini da qualche tempo fa, che con Fabiano Rosso, che era membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Arlef, dell'Agenzia Regionale per la Lingua Friulana, e quella volta aveva messo in piedi un concorso veramente importante che speriamo di tornare a far rivivere. Quindi è un invito che rivolgo a tutti, e spero che chiaramente ci sia la possibilità di poter godere di queste grandi capacità friulane in lingua friulana.